Traffico illecito di carburante, 27 avvisi di garanzia dopo le indagini della Guardia Costiera. Indetti i comizi per le amministrative di ottobre. È stato di emergenza in Sicilia, parla il presidente della regione. Palasport Nicosia non idoneo ad ospitare la SEAP Dalli-Cardillo. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, traffico illecito di carburante, concluse le indagini della Guardia Costiera di Licata, notificati 27 avvisi di garanzia. Arturo Cantella. Concluse le indagini dell'operazione Self-Service, notificati 27 avvisi di garanzia, condotte dalla Guardia Costiera di Licata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, riguardanti l'operazione denominata per l'appunto Self-Service, grazie alla quale è venuto alla luce un traffico illecito di carburanti, diverse migliaia di litri posto in commercio in spregio alla normativa fiscale del settore e a danno degli operatori onesti a un costo ingiustamente agevolato. Le complesse indagini articolate sono iniziate nel gennaio del 2019 e durate molti mesi e hanno visto impegnati i militari sia dell'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Licata, i quali, grazie a una meticolosa attività di verifica nonché ad attività tecniche di intercettazione, sono riusciti a risalire ai responsabili del traffico illecito e ai percettori che ingiustamente se ne sono avvantaggiati, distogliendo il carburante in questione dal canale al quale era destinato, ossia l'alimentazione dei motori delle imbarcazioni da pesca, per immetterlo illecitamente in un circuito di distribuzione secondario, per gli usi privati di automobilisti e di portisti incuranti delle rigide norme fiscali del settore. Quasi 30.000 litri di gasolio acquistato in regime di accise agevolate sarebbe stato rivenduto a terzo o destinato agli scopi più disparati, dall'utilizzo nelle automobili private a quello nelle imbarcazioni da diporto. 27 le persone indagate, tra responsabili della distribuzione illecita e indebiti percettori, che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini con l'ipotesi di reato che vanno dal falso alla ricettazione in concorso. Sono stati indetti con decreto dell'assessore alle autonomie locali Marco Zamputo i comizi per le amministrative del 10 e 11 ottobre in 42 comuni siciliani. Per eventuali ballottaggi si tornerà a votare il 24 e il 25 ottobre. I seggi saranno aperti la domenica dalle 7 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 14. Sono interessati al voto 568.357 elettori. In provincia di Agrigento i comuni dove si voterà sono Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle e San Biagio Platani. Gli incendi continuano purtroppo a mettere in ginocchio interi territori della Sicilia, colpite nelle ultime ore le Madonie. Ascoltiamo il presidente della regione, Nello Musumeci. Ho voluto incontrare i sindaci dei comuni i cui territori sono stati devastati dagli incendi. Qui siamo sulle Madonie, assieme ai Nebrodi, fra le zone maggiormente colpite. Abbiamo assicurato l'intervento del governo regionale con provvedimenti di sostegno, provvedimenti di ristoro. Abbiamo già dichiarato lo stato di emergenza, domani deliberiamo per lo stato di emergenza nazionale, speriamo che da Roma arrivino segnali positivi. Noi intanto stiamo approntando le risorse attraverso il nostro bilancio per poter far fronte alle prime spese necessarie affinché i nostri agricoltori possano riprendere pienamente la propria attività. E un incendio probabilmente appiccato dai soliti delinquenti si è sviluppato la scorsa notte nei pressi delle scuole di Fontanelle.
Nel quartiere agrigentino qualche giorno fa le fiamme hanno lampito la ferrovia e alcune abitazioni, con la gente costretta ad evacuare le case. C'è da dire che il mancato decespugliamento degli spazi comunali favorisce i piromani. E a proposito di incendi a Fontanelle, rimane squallido il viale Sicilia, dove un incendio tempo fa ha quasi distrutto le palme lasciate nelle condizioni che sono sotto gli occhi di tutti. E restiamo in tema, ascoltiamo un'intervista al sindaco di Castel di Lucio in provincia di Messina sui danni causati proprio dagli incendi. È il momento di fare la conta dei danni causati dai roghi delle ultime settimane, che hanno colpito in maniera particolarmente intensa alcune comunità come Gangi, San Mauro, Castelverde e Castel di Lucio. Le fiamme hanno devastato questi territori, molti dei quali hanno colpito le aziende zootecniche locali. Su come intendono affrontare il piano di rilancio queste comunità lo abbiamo chiesto al sindaco di Castel di Lucio, Pippo Nobile. In questo momento stiamo cercando di aiutare le oltre 100 piccole aziende agrozootecniche che sono alle prese con la carenza del pascolo. Cioè, il pascolo è andato distrutto con gli incendi che hanno incenerito tutta la parte del territorio comunale che si estende dal lato Mistretta e che è stato aggredito dalle fiamme dal lato Geraci e che è completamente andata in fumo totalmente, preservando solamente in alcuni casi casolari, i magazzini, in altri casi non è stato possibile manco salvaguardare i fienili. Quindi il problema è, in questo momento abbiamo creato un comitato spontaneo di volenterosi e abbiamo aperto un conto corrente per cercare di raccogliere le donazioni, che sono sia in questo momento come fieno, come materiali oppure in denaro, per acquistarne e per darlo alle singole aziende. Questa però è l'emergenza, la prima. L'altra emergenza è ancora emergenza incendi, perché purtroppo da quando è successo l'incendio il 4 agosto continuano le temperature ad essere elevate e continueranno, secondo le previsioni, anche nei prossimi giorni. C'è sempre il vento, quindi ci sono le condizioni perché anche dalle zone già bruciate, nelle zone periferiche dell'incendio, si possono sprigionare scintille che vanno a riprendere le fiamme laddove ancora non sono arrivate. La sua comunità come sta reagendo dopo questo disastro? Ma c'è chiaramente molta tristezza, è chiaro, però devo dire che c'è anche tanta voglia di ricominciare, c'è il desiderio di aiutare chi ha avuto maggiori danni e quindi c'è uno sforzo di solidarietà e una voglia di ricominciare, e ci auguriamo che ci siano dati gli strumenti per poterlo fare. E cambiamo argomento. Un'altra iniziativa a San Leone per agevolare l'accesso in spiaggia dei disabili. Arturo Cantella. Per rendere il litorale agrigentino ancora più accessibile e a misura di tutti, è stata consegnata all'Oceano Mare una nuova sedia Job, una poltrona con grandi ruote gialle galleggianti, necessaria per il trasporto in acqua di persone a mobilità ridotta. Si tratta di un'iniziativa frutto della sensibilità della società di consegna a domicilio Ciao Spesa verso le persone con disabilità. Alla cerimonia di consegna, oltre al sindaco di Agrigento Franco Miccichè, sono intervenuti il titolare del chiosco di Oceano Mare Peppe Vita, il fondatore di Ciao Spesa Fabio Romano, l'assessore al turismo Francesco Picarella e l'assessore all'abbattimento delle barriere architettoniche, che ha coordinato tutta l'iniziativa, Gianni Tuttolomondo. Inoltre è tornata al suo posto anche la sedia Job, che stazionava presso la passerella per l'accesso facilitato al mare dei disabili, nella spiaggia antistante il piazzale Giglio a San Leone. La sedia, ricordiamo, che era stata rubata e poi successivamente ritrovata grazie al prezioso lavoro svolto dall'Arma dei Carabinieri di Agrigento. L'assessore Tuttolomondo fa un ringraziamento particolare ai titolari del chiosco di Oceano Mare, del Bar Pisciotto e a tutti gli altri chioschi che hanno dato la loro disponibilità per la fruizione delle sedie Job da parte delle persone con disabilità motoria.
E ascoltiamo adesso un'intervista con Claudio Lompardo di Mare Amico sulla Scala dei Turchi. Continua ad essere evidenziato il problema della Scala dei Turchi, luogo turistico per eccellenza della nostra isola e non solo. I turisti sono attratti dalla bellezza del luogo, dalla marna bianca e nonostante i divieti esistenti posti in essere dalla Procura del Tribunale di Agrigento, sono tanti quelli che non resistono al suo fascino di calpestarla. Purtroppo in questi giorni di ferie estive il problema viene notevolmente aumentato dai tanti turisti che per fortuna visitano la nostra costa. Chi supera il vincolo in atto esistente, ricordiamo che rischia una denuncia penale. Mare Amico ha evidenziato in questi giorni il problema che è stato notevolmente amplificato negli spazi informativi dei TG nazionali al fine di dissuadere i tanti a non recarsi alla Scala dei Turchi. Perché è così difficile mettere in sicurezza l'area? L'area è a rischio crolli. È a rischio 4 e la regione lo ha dichiarata. Una zona, Scala dei Turchi, è stata posta sotto sequestro dal Tribunale di Agrigento il 27 febbraio 2020. Da quel momento non si può salire sopra. Chi lo fa sul rischio e pericolo per il rischio di crolli, ma viola una legge, praticamente è la violazione dei sigilli. Il comune del Real Monte ha garantito la sorveglianza, però purtroppo la fa soltanto in determinati orari. Accade che appena il controllo viene meno, dalle 18 in poi, la Scala dei Turchi viene invasa dai turisti, come se dalle 18 in poi i crolli non ci potessero essere più. Noi abbiamo chiesto al comune di fare un controllo durante l'ora di luce, tutte le ore di luce. Ad oggi non è stato fatto. Noi abbiamo documentato, da tanto tempo documentiamo i crolli. Nella zona dove siamo, che è a pochi metri dalla Scala dei Turchi, ad aprile c'è stato un grossissimo crollo. Infatti la provincia ha posto questo limite arretrando la zona di visita. Appena sotto stanno avvenendo dei crolli quasi giornalieri. Quindi venire qui è una zona a rischio serio della salute. La regione non può non mettere in sicurezza tutta questa zona e lo deve fare al più presto. La spiaggia accanto alla Scala dei Turchi è inibita alla balneazione da anni. La Scala dei Turchi è vietata perché è sotto sequestro. Chi sta qui rischia la vita e rischia una multa o una denuncia penale. Al momento quest'anno non abbiamo visto nessun controllo dei carabinieri e della Capitaneria di Porto, cosa che dovrebbe essere perché è una violazione della legge. Lo scorso anno ci sono stati fino a 120 denunce penali perché venivano i carabinieri, veniva la Capitaneria di Porto a controllare e inevitabilmente denunciavano i trasgressori. Quest'anno non si è visto nulla di tutto questo perché hanno demandato tutto al comune e scaricano tutto sul comune e i controlli quest'anno non si sono visti né dei carabinieri né della Capitaneria di Porto. Forse probabilmente perché non hanno avuto un esito favorevole, le denunce dello scorso anno sono andate a finire in archiviazione, ma questo è solo un sospetto. È stata messa in sicurezza 2 anni fa dalla regione, ha speso pure €1 milione, ma il resto ancora va messa in sicurezza. In questo momento se la si vuole riaprire la Scala dei Turchi con entrate assolutamente contingentate, la regione deve metterla in sicurezza e poi solo dopo la procura la deve dissequestrare. È di qualche giorno fa la notizia che il processo penale ha preso una piega, nel senso che ha riconosciuto la legittimità della proprietà del dottore Sciabarrà. Ma questo cambia poco perché il dottore Sciabarrà aveva dichiarato pubblicamente che la voleva donare alla regione. La regione si deve muovere, deve fare una riunione a più alti livelli, deve acquisire quest'area e poi la deve rendere fruibile dopo averla messa in sicurezza. Non c'è altra strada. 739 tamponi eseguiti nella Valle dei Templi con 3 positivi. Tra sabato e lunedì scorso sono state 2092 le persone sottoposte ai test per ottenere la certificazione verde.
Veniamo alla cronaca. Furto all'ufficio scolastico provinciale al Viale della Vittoria ad Agrigento. I malviventi hanno portato via dei computer custoditi in una stanza. Le indagini sono svolte dai carabinieri del comando provinciale. Il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento è sotto organico, per cui servono soluzioni tempestive. È quanto afferma il vicepresidente della Commissione Sanità dell'ARS, Carmelo Pullara. Il deputato punta il dito contro le interminabili ore di attesa per accedere al pronto soccorso del San Giovanni di Dio a causa del numero insufficiente di medici. Per Pullara l'ospedale di Agrigento merita un pronto soccorso funzionante, da qui l'invito all'ASP di provvedere per la soluzione del problema. Un video per promuovere la Scala dei Turchi sarà presentato nell'ambito delle manifestazioni dell'estate a Costa Bianca. Tra gli appuntamenti estivi in cartellone presso il Teatro Costa Bianca di Realmonte, domani giovedì 12 agosto alle 21:30 ci sarà un concerto dal tema Il bel canto a Realmonte, che vedrà l'esibizione della cantante lirica Maria Gabriella Feroni e Yuki Oshida soprani, di Pippo Veneziano tenore, di Salvatore Galante pianista. L'ingresso sarà libero. Nella stessa serata verrà presentato il promo del video Realmonte città della Scala dei Turchi, ideato e coordinato dal sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca. Il brano Mare Aperto è composto per l'occasione da Enrico Fallea con Simone Gro ballerino, Carmelo Fallea alla viola, Enrico Fallea al violino, Francesco Monacchino contrabbasso, Marina Tesè al violino, con la regia di Stefano Tesè e Angelo Zambuto. Il progetto racconta delle eccellenze del territorio realmontino al servizio della promozione, che parte dalla volontà di attrarre il turismo attraverso un'immagine positiva dei luoghi con il tramite l'arte. Si racconta insomma di un gruppo di ragazzi che seguono un brano musicale composto per l'occasione con la coreografia di un ballerino, che rappresentano le eccellenze del territorio realmontino che vuole crescere in bellezza. Vediamo un'anteprima del video. Amare questa terra, amare la bellezza, per volare alto, per vedere oltre. Comune di Realmonte, città della Scala dei Turchi. Amare questa terra, amare la bellezza, per volare alto, per vedere oltre. Comune di Realmonte, città della Scala dei Turchi. Riconoscimento del sindaco di Porto Empedocle per un giovane bagnante che ha salvato 2 persone. C'è il servizio. Una targa di riconoscimento è stata consegnata dal sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina al giovane Vincenzo Colapinto, un empedoclino di 20 anni che presta servizio militare in Marina ad Augusto, che nella zona caos ha salvato 2 persone, tra cui un bambino e una persona obesa tirata su con le funi, entrambi originari di Caltanissetta. Il bambino è sfuggito dal controllo della mamma, nel giro di pochi istanti è sparito nella battigia, finendo in mare a circa una decina di metri. Prontamente quindi l'intervento del bagnino, che nel giro di pochi minuti lo ha consegnato alla mamma. Da qui il segno del riconoscimento del sindaco Carmina al giovane. Oggi è una bellissima giornata, siamo qui per attribuire un riconoscimento a un giovane empedoclino che si è distinto e quindi lo consideriamo fra le eccellenze empedocline per il suo coraggio, la sua determinazione nell'aiutare gli altri, poiché a soli 18 anni nella stessa giornata ha operato 2 salvataggi, di un bambino molto piccolo nel 2019 tra l'altro e di un uomo invece poi piuttosto corpulento, avevo letto nel giornale 140 kg, e lui con le funi, perché stava annegando, è riuscito a trascinarlo a riva e a operare questo salvataggio. E quindi è giusto che noi, fra i tanti riconoscimenti dei giovani, soprattutto degli sport e di coloro che si sono distinti, attribuiamo questa targa a
Vincenzo Colapinto, che oggi, pensate, ha soli 20 anni, è già in Marina dove presta il servizio militare, attualmente a Augusta. Gli auguriamo che, se lui abbia voglia, di rimanere e anche magari di venire a prestare servizio qui nella sua città, ed è davvero con vivo orgoglio e soddisfazione che da sindaco, a nome di tutta la città, gli conferisco questo riconoscimento. Grazie. Grazie a te per essere d'esempio a tutti, che possa essere un esempio per tutti i giovani e anche dimostrare che grande forza, determinazione, coraggio e qualità hanno i giovani della nostra terra, che sono la più grande risorsa che abbiamo. 200 kg di fuochi d'artificio sono stati sequestrati dai carabinieri di Porto Empedocle a bordo di un furgone imbarcato sulla nave per Lampedusa. Tutto il materiale sequestrato era trasportato in condizioni di rischio a bordo del furgone e poteva costituire un serio pericolo per i passeggeri della nave. Il conducente del mezzo, un giovane catanese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per diverse ipotesi di reato. A Montalbano e Licona, in provincia di Messina, arrestati dai carabinieri per estorsione 4 allevatori. I carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato nella notte 4 allevatori di Montalbano e Licona, già noti alle forze dell'ordine, rispettivamente padre, 2 figli e un nipote, tutti ritenuti responsabili del reato in concorso di estorsione e lesioni aggravate. Destinatari della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati il 50enne Giovanni Fiore, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, il 47enne Franco Fiore, il 28enne Antonino Fiore, figlio di Giovanni, finiti in carcere, e il 79enne Antonino Fiore, padre di Giovanni e Franco, nonché nonno di Antonino, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari. Indagati appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo l'accusa, hanno posto in essere reiterate minacce di morte e aggressioni in danno di alcuni proprietari di terreni di Montalbano e Licona, procurando in una circostanza importanti lesioni ad un allevatore del luogo con l'intento di appropriarsi dei terreni dei malcapitati al fine di trarne l'utilizzo per il pascolo abusivo delle proprie mandrie. Il provvedimento restrittivo scaturisce dall'attività di indagine dei carabinieri della stazione di Montalbano e Licona, avviata a seguito delle denunce presentate in relazione a 2 distinte aggressioni subite nella giornata del 7 febbraio scorso da una donna e da un allevatore del luogo, entrambi proprietari di terreni nel comune di Montalbano e Licona. L'attività investigativa dei militari dell'Arma, sviluppata attraverso numerose dichiarazioni testimoniali e importanti elementi probatori confluiti nel provvedimento cautelare, ha consentito una ricostruzione dei fatti dai quali sono emerse oggettive responsabilità a carico dei 4 arrestati. In particolare è emerso che nella giornata del 7 febbraio i Fiore hanno aggredito con calci e pugni un allevatore del luogo, tentando anche di colpirlo con un coltello e brandendo un'ascia lo hanno minacciato di morte qualora non se ne fosse andato dal proprio terreno. A seguito dell'aggressione l'allevatore ha riportato 10 giorni di prognosi per le lesioni patite al volto. Nella stessa giornata i 4 soggetti hanno inoltre aggredito, sempre secondo l'accusa, una donna di Montalbano e Licona e anche in questa circostanza, brandendo un'ascia, l'hanno poi minacciata di morte qualora non avesse abbandonato il proprio terreno. L'attività investigativa condotta dai carabinieri di Montalbano e Licona, coordinata dal sostituto procuratore dottor Carlo Brei e dal procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Emanuele Crescenti, ha consentito di ricostruire i singoli episodi inquadrabili nella precisa volontà da parte dei destinatari di misura cautelare di esercitare in maniera indiscussa una signoria di fatto sui terreni a discapito dei legittimi aventi diritto. E siamo giunti alla pausa per la pubblicità. A tra poco. È ripresa l'attività di vaccinazione contro il Covid degli abitanti di Realmonte. Numerosi i cittadini che hanno ricevuto la prima e la seconda dose. Soddisfatto il sindaco Sabrina Lattuca per la massiccia adesione alla campagna vaccinale dei suoi concittadini. Spacciava dalla finestra di casa.
ha arrestato dai carabinieri a Favara un cinquantenne già agli arresti domiciliari per lo stesso reato di spaccio. Ad operare l'arresto sono stati i militari della locale tenenza nel corso dei controlli effettuati per contrastare lo spaccio di droga. E siamo giunti allo sport. La SEAP Dalli Cardillo Aragona non potrà disputare gli incontri casalinchi al Palasport Nicosia non avendo la struttura i requisiti necessari. Ascoltiamo Arturo Cantella. La SEAP Dalli Cardillo, promossa recentemente in Serie A2, è costretta a cambiare casa. Le partite casalinghe, infatti, per via che il Palasport Nicosia non è a norma in quanto l'altezza del tetto non ha la misura standard di 7,50 m necessaria per il regolamento della Lega a disputare gli incontri, non giocherà più al Pala Nicosia. Il nuovo regolamento della Lega Pallavolo Serie A femminile non prevede più nessuna deroga di come accadeva in passato. Secondo il regolamento FIPAV, il tetto del Pippo Nicosia ha un'altezza di 7 metri e quanto rilevato dall'architetto Alessandro Pirona, responsabile organizzazione e logistica della Lega Pallavolo Serie A femminile, che dopo un accurato e attento sopralluogo al Palasport Pippo Nicosia non ha rilasciato la relativa omologazione. La società biancazzurra del presidente Nino Di Giacomo si è messa quindi prontamente in moto ed è in corsa ai ripari per reperire il campo alternativo. Il presidente Nino Di Giacomo, l'architetto Pirona hanno visitato il Palasport di Canicattì e la nuova palestra distrettuale di Agrigento in piazza Ugo La Malfa. Entrambe le strutture hanno ottenuto l'omologazione per la disputa della partita di Serie A2. Il presidente Di Giacomo ha incontrato anche l'assessore allo sport del comune di Agrigento, Costantino Giulla, per trovare un'intesa e rendere agibile la moderna palestra distrettuale entro il prossimo 10 ottobre, data d'inizio del campionato di Serie A2. L'assessore Giulla ha garantito il massimo impegno per la soluzione del problema in tempi rapidi. Se per quella data la struttura di Agrigento non dovesse essere pronta, la squadra del presidente Di Giacomo sarà costretta a giocare le partite casalinghe al Palasport Giudici Saette e Livatino di Canicattì. Nel frattempo la preparazione atletica e gli allenamenti sono svolti al Pippo Nicosia di Agrigento. Questi problemi sono stati riscontrati anche in altre società del campionato di Serie A2 per via della nuova normativa dell'altezza del tetto non conforme al nuovo regolamento. Assessore Ciulla, nella qualità di assessore allo sport del comune di Agrigento, ci sarà la possibilità in tempi brevi di avere la struttura della palestra disponibile in modo che la SEAP Dalli Cardillo Aragona potrà giocare ad Agrigento? Allora sì, stiamo praticamente portando avanti le procedure che sono di completamento di quei lavori che servono per rendere agibile finalmente la palestra. Quindi in breve termine, subito dopo Ferragosto, dovranno iniziare i lavori di completamento della parte esterna, che c'era qualcosina da completare, poi all'interno ancora qualche dettaglio, e quindi nel giro di qualche settimana, diciamo nel mese di settembre, dovremmo già essere finalmente operativi, ecco, avere il palazzetto pronto e poi avviare le giuste procedure per far usufruire gli interessati della struttura. Bene, è tutto anche per questa edizione, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.